Nella gara in cui la capolista Milazzo si giocava tutto per tenere vivo il sogno Serie D, i rossoblù di Angelo Bognanni non deludono le attese della vigilia, riuscendo con una prova di grande carattere a piegare un Città di Avola, quarta forza del campionato e in lotta per un miglior piazzamento playoff, centrando così una vittoria che a 2 giornate dalla fine permette ai mamertini di confermarsi in testa alla classifica del girone B di eccellenza in compagnia del Modica. In una gara equilibrata i padroni di casa si ritrovano però nel motore un Marco Scolaro sempre più uomo decisivo e al 40° proprio il numero 11 raccoglie il cross dal fondo di Ferré e col destro mette alle spalle di Santillo il pallone che manda in delirio i tifosi del Marco Salmeri e spiana ai suoi la strada verso la vittoria. Per il classe 2003 di casa si tratta invece della seconda rete consecutiva in campionato dopo quella decisiva di domenica scorsa a Palazzolo. Nella ripresa il Milazzo spinge ancora e dopo 3 minuti una veloce ripartenza palla al piede di Franchina mette Ferré nelle condizioni di servire sul secondo palo Bomber La Spada che ringrazia e col destro indirizza alle spalle di Santillo, facendo così Milazzo 2 Città di Avola 0 e Marco Salmeri ancora in delirio per la rete numero 14 in campionato firmata dall'attaccante classe 2001 mamertino, sempre più trascinatore della squadra guidata da Angelo Bognanni. I locali insistono provando a chiudere del tutto i conti, ma prima il tentativo di Scolaro si perde alto sulla traversa e poi il destro di Corso da fuori aria trova la decisiva respinta di Santillo. L'estremo dell'Avola però nulla può fare al minuto 71 quando Scolaro aggancia l'invito del solito Ferré e col destro mette all'angolino il pallone che manda di fatto i titoli di coda sul match. Per Scolaro è doppietta personale, terza rete consecutiva in campionato. Nonostante il pesante passivo l'Avola prova a rispondere ma il destro di Butera non crea problemi a Morabito. Il 3-0 finale consegna dunque al Milazzo la nona vittoria casalinga, 17ª complessiva in campionato e il punto numero 60 che conferma i mamertini in testa al girone in compagnia del Modica, mentre il Città di Avola che incassa la seconda sconfitta di fila rimane a quota 52 in quarta posizione.